La settima giornata di Serie A2 di Lega Calcio a 8 in campo stasera. Iaco FC maglia bianca contro Studio Cesaroni in maglia blu, sfida per il secondo posto girone Roma Nord. Serve bene il compagno Calzetta che si gira in mezzo a due, prova ad andare addirittura alla conclusione, si distende Castagnini, una bella azione offensiva, altrettanto bello l'intervento del numero 1 dello Studio Cesaroni. Inevitabile in questa fase, compreso una distanza rimpallata, possibilità di contropiede in 2 contro 2 per gli uomini dello Studio Cesaroni, palla legata al piede, conclusione in porta. Il gol dell'1-0 arriva all'8° minuto. Lo segna sì lo Studio Cesaroni, è 1-0 dopo 8 minuti. La rete di Muccichini, botta da centro del campo, nessuno ci fa caso, la conclusione va in porta e siamo di nuovo 1-1 dopo appena un minuto di gioco. Rieccoci qui, si riparte dall'1-1. Possibilità di andare in profondità, Gnagni, bevuto anche Scaffidi, 1 contro 1 con Castagnini, un splendido gol, il gol del 2-1 dello Iaco dopo 12 minuti di gioco. Il gol del vantaggio che ribalta tutto lo segna ancora Cremonini. Cremonini, pallone rimpallato, Formiconi con il mancino, attentissimo Castagnini, bell'intervento, il riflesso del numero 1 dello Studio Cesaroni che adesso soffre ancora di più. Gnagni andrà a lui, va il numero 6, buca tutti, il pallone è saldo tra le mani di Bonifazzi. Varani con l'esterno, il centro per Gnagni che ha appoggiato per il compagno che colpisce il palo interno, si attende la decisione del direttore di gara, non c'è nulla, è soltanto palo, il palo non è interno. Gnagni tocca ancora per il numero 5, un intervento provvidenziale di Bonifazzi, il pallone rimbalza sul palo e resta in gioco, si rimane 2-1, che intervento di Bonifazzi, salva tutto. Valentini riesce a servire, Varani che colpisce ancora un palo, veramente sfortunatissimo lo Studio Cesaroni, ancora palo e ancora 2-1. Gnagni costruisce il pallone, riesce a servirlo Varani, è tu per tu, un intervento alle spalle, non ha dubbi il direttore di gara, calcio di rigore per lo Studio Cesaroni. Tutto, Muccichini può andare per la doppietta personale, rispondere alla doppietta del numero 13 avversario. Muccichini contro Bonifazzi, va Muccichini, appoggia il pallone fuori, si è divorato il gol, il numero 9 dello Studio Cesaroni, si rimane 2-1. Cesaroni in questo avvio di secondo tempo. Muccichini, forse un controllo di mano, Varani al centro, pallone fuori di pochissimo. Che azione di Varani, ma adesso è totale confusione in campo. Cremonini può andare in 1 contro 1, c'è Scaffidi su di lui, Cremonini incrocia, la tripletta di Cremonini, il gol del 3-1 per lo Iaco dopo 13 minuti del secondo tempo. È sempre il numero 13, 3-1. Qua la partita? Ok. Muccichini al centro, l'intervento rimpallato, ancora il pallone sempre lì, è una rissa e alla fine palla fuori e si rimane sul 3-1, ancora un gol divorato, ancora la sfortuna che perseguita lo Studio Cesaroni. Conclusione e il gol del 4-1 di Cremonini, dal nulla, a freddo, buca Castagnini, adesso la partita è saldamente nelle mani dello Iaco. Dello Iaco e di Cremonini che peraltro si porta a casa il pallone, 4 reti per lui. Muccichini si trova tu per tu con Bonifazzi che ci mette ancora le mani, decisamente uno dei migliori in campo, il numero 1 dello Iaco. Gnagni, non ferma nessuno, Gnagni, Bonifazzi. Eccoci qua, si va a casa sul 4-1 per lo Iaco FC che si prende i 3 punti, sale da 10 a 13, attualmente è secondo in attesa dell'Atletico Wilspert.